Gente di Duino. Com'è? E chi è o è stata nel tempo la gente di Duino? Del borgo o del castello? Delle case di pietra su nel Carso o verso il mare che qui finisce, graffiando e mordendo le rocce alte delle falesie? Gente di Duino, Devin, che forse lega l'origine del nome a Magdeburg, la rocca della fanciulla, e alla leggenda della dama bianca chiusa da secoli nella pietra. Figura quasi confusa con la Lepavida, mito antico della cultura popolare slovena, alla quale la poesia di Franzé Prešeren dà nuova forma. O forse gente di Duino, Devin, così vicina ai luoghi mitici del Timavo e a San Giovanni in Tuba, dove la tromba del giudizio, alla fine del tempo, qui mirum spargens sonum, chiamerà a raccolta le anime. O ancora, e più prosaicamente, gente di Duino o di Tubino, dalla tuba, canale o condotta o sifone naturale che sia, da dove sgorga il fiume Timavo quando riemerge dal buio della terra. Gente di Duino. Ma quando ha inizio la storia di queste terre così aspre e uniche? Qui, dove le morbide essenze mediterranee convivono con quelle spigolose e dure che coprono la roccia e la terra del Carso. L'orologio del tempo si ferma a 70 milioni di anni fa. Un paesaggio completamente differente. Un basso entroterra vicino alla linea di costa e al mare. Un ambiente di scogliera corallina, dune e bianche spiagge calcaree. Lagune con piccoli mari interni più o meno profondi. Una ricca vegetazione sulle terre emerse e, vicino, pietraie e campi solcati. Sorgenti di acqua dolce sgorgavano da piccole grotte e abbeveravano gli animali. Tracce di queste sorgenti le troviamo oggi nelle rocce della Falesia, sotto forma di concrezioni stalagmitiche e di pisoliti. Non sono più in piano a livello del mare, ma si sono innalzate e quasi verticalizzate dalle spinte tettoniche che hanno generato la Falesia e il Carso. Non distante dal villaggio del pescatore, una cava abbandonata a pochi metri dal mare. Qui, negli anni 90, una scoperta eccezionale: i resti di Antonio. Camminare tra queste rocce è come fare un viaggio in una macchina del tempo. 70 milioni d'anni fa qui non c'era il Carso, non c'erano i rilievi, non c'era questa vegetazione, ma c'era un mare tropicale, poco profondo, nel quale vivevano dei molluschi bivalvi estinti assieme ai dinosauri, chiamati rudiste, che erano dei costruttori di barriere. Queste invece sono le laminiti. Sono dei calcari e rappresentano il fondale fangoso di un antico lago costiero di 70 milioni d'anni. Il sito a dinosauri è stato scoperto negli anni 80. Il dinosauro più famoso, ma non l'unico, è il famoso dinosauro Antonio, Tetisadros insularis, che significa proprio dinosauro adrosauroide insulare della Tetide. Antonio, oggi il reperto originale si trova esposto al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste. È uno dei meglio conservati al mondo, è il dinosauro vegetariano più grande trovato in Italia e rappresenta delle caratteristiche anatomiche peculiari, uniche. Proprio per questo è un nuovo genere per la scienza. Per esempio ha una coda che termina con un frussino. Presenta l'arto anteriore con 3 dita. L'arto posteriore invece è allungato e robusto. E anche il muso è particolare, è allungato, molto allungato, simile a quello di un cavallo. Antonio era lungo circa 4 metri per 1,30 m d'altezza. E tutte queste caratteristiche fanno pensare ad un animale che viveva su un'isola, perché i grossi vertebrati sulle isole spesso acquistano dei caratteri anatomici peculiari, particolari.
Antonio era un dinosauro vegetariano, aveva un becco anteriore con il quale strappava i vegetali per poi triturarli con le batterie dentali poste posteriormente nel muso. Assieme ad Antonio, al sito del villaggio del pescatore, sono stati trovati altri fossili, alcuni molto importanti, come il coccodrillo Acinodon adriaticus, anche questo una nuova specie per la scienza, un coccodrillo dal muso corto e dai denti a piolo, con i quali triturava crostacei e tartarughe. Sono stati trovati anche gamberetti, pesci ed anche un osso di un pterosauro, cioè di un rettile volante, assieme poi anche a resti vegetali. Sentiero numero 47. Una passeggiata che collega Aurisina a Slivia. Sliva in sloveno vuol dire susino. Antico borgo carsico che compare nella storia nel 1319 con il nome di Saligna. La strada svela un paesaggio di roccia e grotte. Che siano solo traccia che resta nelle doline, cavità, oggi a cielo aperto, o ingressi di inghiottitoi, o come la grotta Pocala, rifugio di comunità preistoriche, o ancora come questa, la grotta delle torri di Slivia, Pejca Vlascu, oltre 550 metri il suo sviluppo lineare, battezzata così dagli esploratori di fine Ottocento, per le stalagmiti a torre che movimentano i suoi paesaggi sotterranei. Una delle prime grotte del Carso triestino ad essere indagata ed oggi è attrezzata per una esplorazione da turisti. Così nel 1885 veniva descritta negli atti e memorie della Società degli Alpinisti Triestini. Svelte e vaghe stalattiti pendono dalla volta, veri coni arrovesciati, innumerevoli stalagmiti, quasi candide aguglie, sorgono dal suolo e mirano ad incontrarle. Alcune dalla larga base arrivano a più metri d'altezza, altre, esili e basse, servono a far maggiormente spiccare la grandiosità delle prime. Quelle accennano a migliaia di secoli, queste svelano età più recenti. Più si procede e più cresce la sorpresa. Qui arditi colonnati sembrano avanzi d'antichi templi. Là tozze stalagmiti s'addossano le une alle altre e sembrano tronchi di una foresta. Ancora Slivia, a sud-est del paese, una modesta altura e i resti imponenti delle macerie di un castelliere, uno dei tanti villaggi fortificati di epoca protostorica che ancora oggi il Carso conserva.
Ma chi lo ha costruito? E quando? E come viveva la gente che lo ha abitato? Non si sa esattamente chi è stato a costruire questo castelliere. Certo che grazie a scavi archeologici che sono stati fatti negli anni 50 e poi negli anni 70, si è capito che è stato abitato per un lungo periodo di tempo, che va dalla metà del secondo millennio, quindi dal 1500 a.C. circa, quindi con la media età del bronzo, e fino a tutto il periodo che riguarda l'età del ferro e fino al IV secolo a.C. Questo vuol dire che sulla base degli scavi, che però non sono stati esaustivi, cioè non hanno interessato tutta la superficie del castelliere, sembrerebbe che la vita cessi qui con il IV secolo. E quindi questo castelliere forse non era abitato nel momento in cui in questa zona c'è stato il contatto diretto tra i Romani e gli Istri. È successo nel II secolo a.C., quando le armate romane pongono l'accampamento al Lago Stimavi, quindi in un'area molto vicina alle foci del Timavo. Tito Livio, che ci racconta questa avventura di guerra, che tra l'altro finisce in un primo tempo con la vittoria degli Istri sui Romani, ci racconta che appunto gli abitanti del luogo guardano il costruirsi dell'accampamento dai colli alle spalle del fiume. Villaggi fortificati, antiche strutture che sanno ben sfruttare la geografia di un territorio, dall'Istria all'altopiano del Carso, alle pianure del Friuli e oltre. Siti scelti per dominare e controllare i territori circostanti. Villaggi collegati a vista tra loro. Il Castellazzo di Doberdò, punto di controllo militare in epoca romana del territorio e delle strade che andavano verso l'Istria e la Dalmazia. Il Castelliere di Vertace, di Golas, Forcate, Moschenizze, Brestovizza, Flondar, il Monte Armada. Nomi e posizioni che attraversano il tempo ed entreranno nelle strategie di difesa e conquista della Grande Guerra. Dal piccolo borgo di Medeazza partono sentieri antichi che, lasciata la piazza del paese, salgono e sfiorano la grande Dolina del Principe. Profonda e geologicamente antichissima, stranamente posizionata sul fianco di un rilievo, l'Ermada, che interrompe e quasi sbarra l'altopiano del Carso. Sono molte le ipotesi avanzate per spiegare la sua genesi. Forse è l'evoluzione di una dolina di crollo, o forse prima qui c'era un inghiottitoio. E misterioso resta anche il legame con la zona delle sorgenti del Timavo. È stato il progressivo ampliarsi delle cavità ipogee erose e scavate dal Timavo che ha reso instabili i soffitti delle cavità carsiche poi crollati. O proprio qui, uno dei fiumi che 8 milioni di anni fa scorreva in superficie è stato inghiottito come oggi succede al Timavo a San Canziano.
Forse invece la morfologia esterna era ben diversa e molte acque confluivano in un unico punto che le assorbiva in profondità, creando per dissoluzione un gigantesco imbuto. Quale sia stata la sua storia, la Dolina del Principe è forse la più importante testimonianza della complessa evoluzione geologica del Carso. Quasi sotto la cima dell'Ermada, con il sentiero che passa per il borgo abbandonato di Case Coisce, fattoria di proprietà dei signori di Duino. Durante la Grande Guerra, la struttura di alcuni edifici, trasformati in installazioni militari, fu rinforzata, senza alterarne l'aspetto esterno, con mura di cemento armato. Nel tempo e tutto intorno, la natura ha riconquistato i suoi spazi, avvolgendo e nascondendo i segni del passato. Ma molto ancora resta tra le pietraie e nelle grotte carsiche, che durante la guerra vengono usate e attrezzate come rifugi, luoghi di riposo o di soccorso medico. Ermada, la montagna maledetta, per entrambi gli eserciti, per gli schieramenti imperiali che nel 1915, abbandonate le alture attorno a Monfalcone, da qui controllavano tutto il territorio, e per le forze italiane che invece dovevano conquistarla. Così Fritz Weber, viennese, scrittore e ufficiale d'artiglieria in Tappe della disfatta, ne parla. Apro l'ordine sigillato. Dobbiamo prendere posizione a quota 323. C'è solo una quota che si possa prendere in considerazione da queste parti. Una quota dal nome dolce e nello stesso tempo terrificante. L'Ermada. Ci guardiamo bene dal parlarne. Indomabile bestia la definirà ancora. Labirinto senza ritorno per i reparti italiani che durante le offensive ne tentano l'attacco e vengono catturati dagli ingegnosi e complessi sistemi di trincee ideati dagli austro-ungarici e in parte ancora visibili. Frammenti che insieme ai resti imponenti degli osservatori blindati del Nad Kokem, il Monte Cocco, con il loro sistema di collegamento sotterraneo, sono memoria della durezza drammatica del conflitto. C'è un luogo dove l'archeologia della Grande Guerra si annoda coi fili di una storia che sfuma nel mito e in frammenti da ricomporre per un paesaggio che il tempo ha profondamente cambiato. L'area del Timavo,
fiume dal corso sotterraneo che riemerge a San Giovanni di Duino, diventa spazio nel quale, dall'ingresso nel conflitto dell'Italia 1915 e fino allo sfondamento austro-tedesco a Caporetto del 17, le forze in campo si fronteggiano in una logorante guerra di posizione. Resta, in alto sul ciglione carsico, l'erma della Terza Armata eretta su un fortino della linea difensiva austro-ungarica, poco distante dal monumento dedicato ai lupi di Toscana, 77° Reggimento di Fanteria, Brigata Toscana, con incisi i versi dell'Eneide di Virgilio, che raccontano ciò che è scomparso per sempre. Unde per ora novem vasto cum murmure montis. Per 9 bocche, con immenso fragore, il fiume scende alto dal monte. Una manciata di metri. Il cippo a ricordo di Giovanni Randaccio, morto il 28 maggio del 17 nel tentativo di passare uno dei rami del Timavo. Nell'orazione funebre, Gabriele D'Annunzio parlerà dell'amico scomparso come di colui che vitam dedit Timavo, ricordando una epigrafe vista al Museo Archeologico di Aquileia di Caio Tuditano, console romano che nel 129 a.C. conclude le guerre contro le tribù degli Istri e statua dedit Timavo, dedica una statua alla divinità fluviale. Fili della storia che si intrecciano. Perché qui, confine ultimo dell'Adriatico, caput Adrie delle fonti antiche, era il Lacus Timavi, ampio specchio d'acqua dove il mare incontrava la terra e dove il Timavo con 9 bocche riemergeva. Un paesaggio di cui possiamo immaginare la bellezza. E attorno al Lacus, luoghi sacri. Sontuose ville di epoca romana, una mansio, una sorta di albergo dell'antichità tornato alla luce nel parco dell'acquedotto del Randaccio. Impianti termali e fornaci vicine al fiume Lokavaz, dove si costruisce un ponte in pietra. Ci lavora, al comando di Giulio Cesare, la 13ª legione, che in età imperiale si chiamerà Gemina, con un nome che passerà poi anche alla strada. Il Lacus Timavi e le zone circostanti erano inseriti in un'antica rete di piste preistoriche e strade dove i romani mettono mano, in un ambiente dove non è semplice costruire percorsi per viandanti, carri e merci. Nella pietra si scavano solchi carrai molto simili a quelli che nel IV secolo d.C. Claudiano, nei suoi Carmi Minori, descrive per un'area del Veneto antico. Grandi solchi nella pietra scavata tagliano il sasso ferito per lungo tratto. Viene chiamata, come vuole la tradizione, la via dell'aratro di Ercole, oppure fu il caso che compì l'opera dell'aratro. Ancora l'Ermada, sulle pendici che guardano il mare. Una grotta naturale nasconde una delle più importanti scoperte archeologiche che quest'area ha restituito. Gli scavi hanno permesso di accertare che la grotta fu frequentata dal Neolitico e probabilmente fino all'età del ferro,
per ospitare poi, in età imperiale romana, un tempio dedicato a Mitra, dio iranico della luce e della rinascita, nato dalla pietra che proprio in una grotta aveva ucciso il toro e fecondato con il suo sangue la terra. Questo è l'unico mitreo in grotta noto in Italia per le cerimonie di un culto misterico, che giunge qui nella seconda metà del I secolo d.C., riservato solo agli uomini e che trova molto favore soprattutto nell'elemento militare. E vicina era la guarnigione romana, probabilmente di stanza, nel luogo in cui ora sorge il castello di Duino. Lunghi banconi venivano posti uno di fronte all'altro e servivano per il banchetto rituale fatto con pane e vino. L'oscurità era rotta dalle lucerne. Sul fondo della cavità, l'immagine sacra del rilievo con l'uccisione del toro, donata da un adepto, il cui nome è rimasto su una stele, Aulo Tullio Paumniano. Il culto termina bruscamente alla metà del V secolo d.C., quando gli arredi sacri della grotta sono violati, distrutti e forse in parte nascosti dagli stessi adepti di Mitra. Nello stesso periodo, in una non casuale correlazione di tempo, viene costruito, nel luogo dove ora sorge San Giovanni in Tuba, un primo edificio di culto cristiano. Trascorsi ormai 1100 anni da quando Cristo si incarnò, celebrando la festa dell'Evangelista Luca, il magnifico abate di nome Giovanni vide in sogno un uomo che gli ordinò di prendere i santi ancora sepolti nella terra e di dar loro sepoltura più degna. E così, in una nuova fossa, ora si trovano le ossa del Battista di Cristo, dell'altro Giovanni e di Stefano e Biagio e del venerando Giorgio e Lorenzo. Una epigrafe celebra insieme Vodolrico, patriarca aquileiese del XII secolo, e il miracoloso ritrovamento dei santi resti, il 18 ottobre 1113, festa di San Luca. Reliquie che per 500 anni o anche di più erano state nascoste per sottrarle, forse, alla furia delle invasioni barbariche. Indagini archeologiche hanno portato alla luce quello che doveva essere il sacello paleocristiano di V secolo che le conservava. Un edificio sacro, su un suolo sacro da sempre, ampliato in più fasi che diventa basilica e poi chiesa con 3 absidi che accoglie la fossa dei resti venerati. Una tomba, che secondo alcuni studiosi avrebbe dato il nome alla chiesa. Chiesa dedicata al Battista, santo legato all'acqua in continuità con le divinità pagane che avevano abitato le fonti del Timavo. E le testimonianze di questi culti antichi non mancano. Nel 1924, durante dei lavori di restauro al castello di Duino, venne alla luce una piccola aretta con una semplice iscrizione: Temavo voto, al Timavo, per aver esaudito una richiesta. E sempre dal castello arriva un'altra iscrizione, dedicata alla Spessa Augusta, la stessa divinità citata in un'iscrizione murata all'esterno della chiesa, in cui Giulia ringrazia per la guarigione di marito e figlio, giunti fin qui da Tarvisio. E da Guntum, odierna Lienz nel Tirolo orientale, arrivava Auconio Optato, magistrato, proprio qui, nello stesso luogo dove dalla Dalmazia per curarsi arrivò Caius Aconio Varrone, tribuno militare. Vicino alla chiesa, i pochi resti di un monastero importante, probabile rifugio di altri monaci che scappano da Aquileia nel VI secolo, forse dalla Beligna, e arrivano qui per trovare protezione e rifugio dai Longobardi, vicino alla costa, saldamente nelle mani dei bizantini. Religiosi, impegnati poi nell'evangelizzazione dei popoli slavi, come testimonia il Codex Aquileiensis, ora Cividale, ma che proprio dal convento del Timavo arriverebbe e che conserva numerose firme di pellegrini slavi databili tra VIII e X secolo.
i santuari antichi e medievali, l'ambra e i commerci, e l'allevamento delle oves molles, le pregiate pecore dal vello ondulato e lungo, immuni, si diceva, da malattie, per il benefico effetto della salsedine. Terra e mare. Laneus euganei lupus excipit ora timavi e cuoreo dulces cum sale pastus aquas. La spigola lanosa vive alla foce del timavo euganeo e si nutre di acque dolci e salate. Lanoso, dice Plinio, nel 9° libro della sua storia naturale, per la carne candida e soffice, qualità che deriva dalla vita in acque miste, dolci e salate, vicine alla foce dei fiumi. Il branzino, che in francese o tedesco è ancora loup de mer, lupo del mare, non è poi così diverso da quello che ancora oggi è uno degli elementi di una cucina che sposa il mare alla terra. È una terra povera, naturalmente anche la cucina povera, indubbiamente contadina, che attingeva dalla natura, è una cucina che seguiva le stagionalità, per cui la primavera odora di pinza, gelatina, agnello, spalletta cotta di maiale, crème. L'estate che offre un tavolo ricco di primizie contadine. L'autunno che vede gli ultimi frutti della terra e la carne appena macellata del maiale. E in inverno invece sul tavolo troviamo le minestre, tra le quali naturalmente primeggia la iota. I piatti dei giorni lavorativi ai vecchi tempi erano naturalmente frugali e semplici, che si differenziavano nettamente da quelli festivi, molto più elaborati, ricchi e raffinati. Tra questi anche il piatto che abbiamo preparato oggi, la sciupetta, che è uno spezzatino di gallina con i blechi, la pasta fatta in casa. Piatto che non doveva mancare nelle festività familiari come il matrimonio, il battesimo, la cresima e via dicendo. Il dolce che accompagnava questi piatti in queste occasioni, queste festività, erano gli strucli. Struccolo bollito, c'è una pasta lievitata con il ripieno di noci avvolto in un canovaccio e bollito nell'acqua. Ecco a lei e tante grazie signore. Tienes via con i melo, per favore, no? Sì. Al forno, bene. Giù, sotto le falesie, scendendo fino al mare, per il sentiero dei pescatori. E insieme scalpellini? Percorso antico, lo stesso che probabilmente seguiva la pietra scavata su, nelle cave di Aurisina, per scendere al mare, essere caricata sulle navi onerarie e portata poi ad Aquileia o a Roma, in Spagna e a Ravenna, dove il grande mausoleo di Teodorico, re dei Goti, costruito nel 520, è tutto in pietra di Aurisina. Sentieri antichi. Scrive nel 600 Ireneo della Croce. Non lungi dalle cave si vedono ancora oggi i vestigi di 2 strade, chiamate comunemente Piombino perché tutte coperte da lastre di piombo grosse oltre 2 palmi. Dalla sommità del monte sino alla riva del mare servivano per trasportare le colonne ed altre macchine levate dalle suddette cave e caricarle nelle navi. Notizia in qualche modo ripresa anche in documenti del 1830, che ricordano come, scavando i vigneti nell'area della Canovella de Zoppoli, si fossero trovati frammenti di lastre di piombo. È fama, registrata dai nostri cronisti, dirà un altro storico triestino, Pietro Candler, che dall'alto del monte al mare fosservi strade plumbate per sdrucciolarvi le pietre lavorate, e ci mostrarono i canali e ci dissero del piombo trovato, di che né dubitiamo né sappiamo cosa pensare.
Poi per le cave un lungo periodo di inattività e un nuovo utilizzo alla metà del XIX secolo, con la pietra che viene spedita nelle grandi città della Mitteleuropa e non solo. Grazie alla crescita dell'attività delle cave e all'apertura della stazione sulla ferrovia meridionale si sviluppa anche il paese di Aurisina, Nabrežina. La cava a cielo aperto di oggi, che sfrutta un calcare bianco, abbagliante, puro al 99,8%, è una delle più grandi d'Europa. Un'impressionante voragine di 110 metri. Sulle pareti, i segni di antichi picconi. Poco distante, i resti di un'abitazione costruita nel I secolo a.C. e legata all'attività estrattiva. Durante gli scavi di indagine sono stati infatti trovati blocchi di calcare, rocchi di colonna sbozzati e resti legati all'attività di lavorazione del ferro. Qui vicino anche la torre piezometrica del Randaccio. Poco distante, la torre Liburnia. Realizzata tra il 1854 e il 1856 su progetto dell'ingegnere viennese Carl Juncker, lo stesso che disegnerà poi il castello di Miramare. La costruzione della torre, alta 18 metri, fu decisa durante i lavori per la ferrovia meridionale. Collegata ad un ramo d'acquedotto, partendo dalle sorgenti di Aurisina, serviva la nuova stazione e le locomotive a vapore che lì si fermavano. Le due torri sono le vedette più spettacolari del Ciglione Carsico. Gente di Duino, Devin, o di Aurisina, Nabrežina, che scende al mare a pescare con gli zoppoli, o ciupa, imbarcazioni ricavate da un solo tronco d'albero, abete rosso o pino marittimo, scavato con l'accetta. Su uno scafo, lungo 7 metri e largo 70 centimetri, veniva montata una larga traversa per gli scalmi, che sostenevano 2 remi lunghi 6 metri. Le origini dello zoppolo sono antichissime, forse legate alla più remota preistoria. In questa zona viene citato per la prima volta nel 1621, quando il conte di Duino ne confisca uno ai pescatori di Santa Croce, che avevano pescato abusivamente nelle sue acque. Dal 1500 e fino al secondo dopoguerra servivano anche per la pesca del tonno, quasi un rito che coinvolgeva uomini, donne e perfino bambini. I tonni erano così abbondanti che li si poteva pescare anche da 20 metri dalla riva. Una volta tirate a riva, le imbarcazioni venivano conservate su gradoni in pietra, chiamati fasalli. Oggi di zoppoli ne restano solamente 3.
Gente di Duino, anche quella del Castellum Pucinum di cui parla Plinio? Pucino, come il nome del vino al quale il naturalista romano attribuisce particolari virtù terapeutiche molto apprezzate da Livia, moglie dell'imperatore Augusto. Iulia Augusta, dice, raggiunse gli 82 anni di vita grazie al vino Pucino, non bevendone altro. Con la posizione strategica di Duino, naturalmente protetta e dominante rispetto alla rete di strade antiche, oggi si pensa che il misterioso Castellum Pucinum sia stato costruito negli anni successivi alle incursioni giapidiche del 52 a.C. e che abbia mantenuto le sue funzioni difensive fino in epoca tardo-antica, tanto da essere inserito nel sistema di fortificazioni del confine orientale. Intorno le vigne a terrazzamenti, per un vino che, scrive ancora Plinio, nasce nel seno del mare Adriatico, non lontano dalla foce del Timavo. Su un colle sassoso si imbeve del respiro del mare e non riempie che poche anfore. Moja duscia, jezide ne voglie, kot bibilà, pila kraški teran. La mia anima si rallegra, scrive il poeta sloveno Oton Župančić, come se avesse bevuto il terrano del Carso. Brindisi, brindisi. Gente di Duino, de Vin, che vive nel borgo e oltre. Quelli di cui la storia ha dimenticato origine e nome e che nella tarda antichità prendono il posto delle guarnigioni romane e abitano anche qui, vicino a quello che Paolo Diacono, storico delle genti longobarde, chiama Castrum Potium, dove il duca Pemmone rinchiude Callisto, che guida un patriarcato di Aquileia che ha spostato sede e corte a Cividale. Forse quello che gli archeologi chiamano Castello di Attila, ma indagato a fondo, con i resti che oggi la vegetazione nasconde. Il nome Palazzo d'Attila non c'entra niente con la realtà storica. È un nome che la fantasia popolare attribuì a queste rovine che fino all'Ottocento erano ancora ben più imponenti e si ergevano proprio a picco sul mare. Questo sito si contende con Duino l'identificazione con Castellum Pucinum, che è una località di cui ci parla Plinio e che ci dice che è vicina alle foci del Timavo, non lontano da Tergeste. Il nome Castellum sembrerebbe indicare che avesse avuto se non altro un'origine militare. Gli scavi fatti negli anni '80 in una zona qua vicino hanno messo in luce proprio un insieme di materiale che è tipico delle stazioni militari del I secolo a.C. Intorno al 50 a.C. Tergeste fu saccheggiata e a seguito di questo tutta questa fascia vicina ai valichi sulle Giuglie venne militarizzata. In più la struttura di Palazzo d'Attila adopera un particolare tipo di tecnica che è tipica per gli insediamenti militari e in particolare il sistema a sostruzione di cui noi vediamo adesso qua un residuo. Sulla scogliera a picco si costruirono due enormi e due lunghi muri, uno parallelo all'altro, che avevano il compito di sostenere tutta la zona a monte, di cui noi qua vediamo appena all'inizio, quindi si abitava alle nostre spalle, mentre di qua queste due grandi sostruzioni appunto assicuravano la stabilità dell'intero sistema. Da qua si ha un controllo completo dell'entrata al porto del Timavo, che era un punto strategico. Con la Pax Augusta la funzione militare andò lentamente scemando e sicuramente il sito venne in qualche maniera coinvolto nella produzione del Pucino. Gente di Duino de Vin, che diventa proprietà dei feudatari che possiedono terra e castello, si chiamino Fontibain,
signori del XIII secolo, rissosi vicini di casa per Trieste e patriarcato aquileiese. Si chiamassero Ugone, ultimo della stirpe Duinate che in pieno 300 si offre a casa d'Austria e diventa primo capitano di una Trieste, anch'essa dominio ereditario di quelli che poi saranno Asburgo. Gente di Duino che assiste all'arrivo dei Walsee e poi alla fine del 500 degli Hofer, con Mattia, storico nemico di Trieste. Famiglia che intreccia la sua storia con quella dei Lombardi della Torre Valsassina e dei Turm und Taxis, ai quali nel XVI secolo Carlo V dà l'appalto dei servizi postali. Monopolio ribadito con la nomina ereditaria dei maschi della casata a soprintendenti generali delle poste del Sacro Romano Impero. In alto, a picco sul mare, ciò che resta di una costruzione roccaforte inespugnabile che sembra nascere dalla roccia. Il castello vecchio di Duino. I pochi documenti rimasti e alcuni saggi di scavo non consentono di interpretare appieno o di datare con certezza la struttura in rovina. I molti frammenti antichi trovati nei muri potrebbero essere testimonianza di come il castello si fosse impiantato su resti più antichi, probabilmente romani, o fosse stato costruito utilizzando materiali di riporto, tolti o trovati in manufatti in disuso o in rovina che non mancavano certo nella zona dell'antico Lacus di Mavi. Nobili e castelli, accanto ai quali spesso, nell'Europa della Riforma e della Controriforma, i cattolici Asburgo ampliano e restaurano chiese e fondano monasteri. A Duino quello dei Serviti, per l'istruzione dei figli degli aristocratici. Qui nasce, nei primissimi anni del Seicento, il primo dizionario italiano-sloveno, Italiano e Sclavo, scritto dal monaco Gregorio Alasia da Sommaripa, primo esempio di produzione letteraria slovena sul Carso, e che fino al XVIII secolo rappresentò l'unica testimonianza della presenza slovena in questi luoghi. È un'importantissima testimonianza della convivenza e dell'effettivo bilinguismo della zona all'inizio del Seicento, quindi bilinguismo italo-slavo, in particolare italiano-sloveno, del duinese, ma anche di una zona più vasta. Poi è anche una prova della consapevolezza di questo autore, di questo frate piemontese, dell'importanza di avere degli strumenti lessicografici, linguistici, che possano aiutare alla gente del luogo. E poi è una prova anche della lunga tradizione lessicografica, tanto italiana quanto slovena. E straordinariamente moderno è il manuale di conversazione che Alasia inserisce, con frasi assolutamente realistiche, che avrebbero dovuto servire a chi, viaggiatore forestiero, avesse avuto bisogno di indicazioni, le più diverse. Omo da bene o bella figliola, Slovetsbrume, è questa la buona strada per andare a Duino. Jeta dober pot zait v Duin. Dateci il miglior vino che abbiate, e tanco di quella ribolla di prosecco, inuscettistiga ribulla prosecacia, tolica e tobriga. Questo dizionario comprende circa 2600 voci, che sono moltissime, e queste voci riguardano di nuovo le diverse aree semantiche, non soltanto la religione, anzi la religione qua occupa una parte piuttosto ristretta, ma riguardano anche la vita quotidiana. Ci sono per esempio i lessemi che riguardano la cucina, la casa, le parti del corpo, il mondo animale, il mondo delle piante, eccetera, eccetera, quindi veramente un repertorio lessicale molto ricco. Quindi potremmo dire che si tratta di un'opera di dimensioni piccole, cioè dal punto di vista proprio materiale, si tratta di un piccolissimo libro, mini tascabile, ma di un'importanza grandissima
per la zona, diciamo, nostra e anche per la storia linguistica italiana e slovena. Sono anni sempre più difficili, quelli agli inizi del Settecento. Cattivi raccolti, epidemia di peste animale con il divieto poi di commercio di prodotti con la Repubblica di Venezia. La gente, servi della gleba schiacciati da un medioevo che resiste oltre il tempo, è al limite della sopravvivenza. La richiesta di tributi e tasse aumenta. La rivolta, da Tolmino, si propaga lungo la valle dell'Isonzo fino al Carso meridionale e culmina con l'assedio al castello di Duino. Si dà l'ordine di respingere i ribelli e i cannoni iniziano il loro lavoro. La folla, inerme, si disperde. Si contano i morti, una decina, e moltissimi sono i feriti. La rivolta di Duino finisce così. Quella di Tolmino avrà esiti ancora più tragici. Catturati i capi, i loro corpi saranno smembrati sulla pubblica piazza, a Gorizia. Gente di Duino abituata a guardare il mare da quassù. Dalla cima di queste pareti di roccia che cadono giù a picco dentro il mare, che con la pioggia le ha modellate in bizzarri paesaggi di pietra. Il sentiero che attraversa le falesie, il sentiero Rilke, dal nome del poeta che a lungo fu ospite al castello, è una strana e unica occasione per vedere come il respiro caldo del mare e i venti di nord-est che attraversano le pietraie carsiche abbiano creato un ambiente naturale assolutamente unico e oggi protetto. Ecco, vedi, quando arrivo qua di fronte a queste pareti così verticali, a questa falesia, col mare lì sotto, dico, ma come fanno a dire che le pietre non parlano? Parlano le pietre, ci raccontano la loro storia. Qui c'è la storia di oggi, ci sono i segni dell'acqua che scorre venendo giù lungo la falesia, ma in verità vedo il ciclo chiudersi, 70 milioni di anni in pochi secondi. Roccia calcarea che una volta era roccia calcarea elaborata dal mare, formava una sabbia, si sedimentava, sedimento su sedimento, i sedimenti racchiudevano i fossili, poi di nuovo spinte importanti che hanno incominciato a movimentare questi depositi e li hanno presi, accavallati, trasformati in roccia, piegandoli, strizzandoli, rialzandoli, ed ecco qua, questa potente, questa falesia raddrizzata di calcari che oggi tornano a essere erosi dal mare pian pianino, ridiventeranno sedimento e forse fra altri 70 milioni di anni questi sedimenti racconteranno ai geologi qualche cosa di noi tramite i fossili che troveranno dentro quei sedimenti. È una cosa affascinante pensare passato, presente, futuro e le rocce parlano. Da una lettera di Rilke a Hedwig Fischer, 1911. Forse non è un caso che le elegie duinesi abbiano preso l'avvio proprio in un castello immensamente arroccato sul mare,
che come un promontorio di esistenza umana guarda con alcune finestre, anche le mie, su una distesa marina smisuratamente aperta, direttamente sul tutto. Ecco, si tratta di una zona veramente eccezionale, perché con un unico sguardo abbiamo l'idea del Golfo di Trieste con la città verso oriente e la foce dell'Isonzo a occidente. Inoltre qui ci sono elementi che si sommano di estrema rilevanza dal punto di vista geologico, per esempio le pareti verticali a picco sul mare, i pinnacoli, che sono abbastanza unici lungo la costa alto-adriatica. Poi la vegetazione, che è in parte tipicamente mediterranea, e naturalmente una serie di elementi faunistici di estrema rilevanza, soprattutto dal punto di vista biogeografico. Ci sono sia specie tipiche del Mediterraneo, potrei citare ad esempio il passero solitario, che è un piccolo uccello come un merlo, i maschi sono di un colore blu ardesia, e qui trova praticamente quasi il suo limite più settentrionale di distribuzione. Per dare il segno dell'importanza biogeografica di quest'area, forse la specie più caratteristica è il cosiddetto algiroide, che è una lucertola balcanica tipicamente, che si trova in territorio italiano esclusivamente sul Carso e che è particolarmente comune proprio in questa zona, di cui tra l'altro rappresenta il simbolo, è stata scelta come simbolo della riserva naturale. È proprio la istituzione della riserva naturale, che è avvenuta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia nel 1996, ha consentito in qualche misura la tutela maggiore di una specie avifaunistica che prima era relativamente rara, il falcone pellegrino, che attualmente nidifica con quasi assoluta regolarità proprio su queste rocce a picco sul mare. E si tratta di un rapace che si era localmente estinto e che è letteralmente ritornato e ha ricolonizzato queste zone. E un po' possiamo considerarlo oggi uno degli elementi faunistici più caratteristici di questa zona, che rappresenta la natura selvaggia da un lato e anche questo ambiente dove vediamo un bel castello, perché una volta castellani e falconi avevano una vita quasi simile, potremmo dire. La società della Belle Époque danza sull'orlo dell'abisso. Chère maman, scrivono gli aristocratici bimbi Hohenlohe nelle lettere a Teresa, signora di Duino, e in visita al castello arriva anche Isabel Arundel, moglie di quello straordinario personaggio, esploratore poliglotta, traduttore e scrittore che è Richard Francis Barton, console inglese a Trieste. Isabel, in un libro mai tradotto in italiano, fissa così i suoi ricordi. Duino is a village picturesquely situated on an eminence overhanging the sea. Duino è un delizioso villaggio che sorge in una pittoresca e panoramica posizione su uno sperone roccioso a precipizio sul mare. Il villaggio è dominato dal castello feudale e dalla fortezza degli Hohenlohe, che si erge sulla roccia. Una volta circondato da un mastio, un fossato e un ponte levatoio dove adesso crescono i fiori. Il villaggio e tutto ciò che lo circonda appartiene a loro e la loro bandiera sventola dalla torre. La locanda è a 2 passi dal castello, che è pieno di antichità, cimeli di famiglia, porcellane cinesi, ed ha anche il suo fantasma, la Dama Bianca. Gradini e cespugli scendono verso il mare, dove c'è una cabina e dove ci siamo divertiti tantissimo facendo delle nuotate. Fishing for crabs, boating, telling ghost stories, pescando granchi, nuotando, facendo canottaggio, raccontando storie di fantasmi. Abbiamo fatto delle affascinanti passeggiate a caccia di castellieri, raggiunto Sliuno fino al palazzo di Attila e raccolto qualche curiosità dalle rovine.
e il 24 giugno siamo andate alla fiera dei cavalli dei gitani ungheresi. Ci siamo divertiti. Gli inconvenienti sono i 40 minuti che servono per arrivare al treno. Le principesse hanno saggiamente rifiutato per quieto vivere di avere una stazione. L'aspetto piacevole? Gli escursionisti domenicali di Trieste non possono arrivare così lontano e perciò tutto è rimasto così splendidamente rurale.